Domenica 1 marzo 2015 si è svolta a Quartu Sant'Elena, nei pressi del bacino del Simbirizzi, un'interessante visita guidata organizzata dall'associazione Archeo 1000. Sono state circa 200 le persone che hanno partecipato. Famiglie con bambini, ragazzi e adulti hanno preso parte ad un percorso guidato tra alcuni capisaldi della Seconda Guerra Mondiale, costituenti l'arco di contenimento di Quartu Sant'Elena, il lago Simbirizzi con la sua flora e la fauna e la chiesa campestre di Nostra Signora di Buoncammino. Lo scopo del progetto è stato quello di rievocare la storia non raccontata sui libri di scuola, la storia dei soldati sardi, attraverso la visita diretta di alcuni bunker accompagnati dai figuranti in divisa, soffermandosi sugli armamenti, sugli ordini impartiti e sul sacrificio dei soldati. Il tutto accompagnato da una passeggiata all'aria aperta in uno dei territori ancora poco considerati, ma che nasconde importanti sorprese. Piacevolmente sorpresi molti partecipanti che non erano a conoscenza di ciò che conserva il territorio di Quartu Sant'Elena. Tutti sono rimasti entusiasti e hanno sottolineato l'importanza di un'iniziativa come questa, che valorizza il territorio e porta a conoscere ricchezze naturali e archeologiche che meriterebbero ben altra considerazione rispetto a quella avuta finora. L'associazione Archeo 1000 ringrazia l'assessorato alla pubblica istruzione, cultura, beni culturali e valorizzazione della lingua sarda per il sostegno a questa iniziativa, sperando che sia solo la prima di una lunga serie di iniziative volte a recuperare le risorse che il territorio di Quartu Sant'Elena possiede.